Il primo brano si chiama Joyride, è un brano di un batterista che era famoso già dagli anni 60 nel circuito jazz. Era un brano suonato da un gruppo jazz rock che si chiama 11th House, il batterista è Alphonse Mizon. È un brano misconosciuto, uno di quei dischi che ha venduto poco, se ne avrà venduto 200 in tutto il mondo, uno ce l'ho io e questo pezzo mi piaceva molto, quindi l'ho preparato per la nostra band. Il secondo pezzo strumentale invece è di un autore che è uno dei geni del XX secolo, un gigante che in 20 anni di carriera ha prodotto una quantità enorme di musica, passando dal rock a canzoni, a musica contemporanea. Si chiama Frank Zappa e il brano si chiama Sofa al divano. È naturalmente difficilissimo, è un brano molto difficile, e pensate che è uno dei più facili che ha composto Frank Zappa. La sua musica è terribilmente complicata, terribilmente difficile, passa da una cosa all'altra così. Per farvi capire, Elio e le storie tese, che hanno quegli bei arrangiamenti che passano forte, piano, scatta, si ferma, ecco, diciamo che sono figli di Frank Zappa, però la musica di Elio è molto, ma molto più semplice di quella di Frank Zappa. Quindi Joyride e Sofa per il momento.